A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. 40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione. Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno e nelle emergenze gli alpini, io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza, nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie. Bene, Sua Tutto Eccellenza. bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi per la festa di San João. È un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono, così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto
la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Beh, il tempo di Quaresima e conseguenza anche la Pasqua è, con mia positiva sorpresa, è un tempo molto sentito, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento a questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso in tutto è fraternità e alloggio. Moradia significa alloggio e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas, che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello Stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte è stato la celebrazione della Messa del Crisma, che qui a Livramento non viene celebrata il Giovedì Santo, ma anticipatamente in una delle parrocchie della diocesi, e anche quest'anno è stato così. Tutti i sacerdoti, naturalmente accompagnando il vescovo, si sono recati in questa parrocchia con un grande afflusso di gente e di persone da tutta la diocesi, che ha partecipato solennemente a questa Santa Messa del Crisma, che ho capito essere un appuntamento diocesano particolarmente sentito, vissuto in maniera molto convinta e positiva, un momento forte della Quaresima. Queste sono state le due iniziative generali che hanno caratterizzato tutta la diocesi e che, specialmente la prima, poi si sono concretizzate ovviamente nelle singole parrocchie. È molto interessante questa idea di collegare a un tema sociale, no? La Quaresima, questo è molto interessante. D'altronde anche nella nostra diocesi noi viviamo quella che si chiama la Quaresima di fraternità, che però, come dire, è più legata alla dimensione dell'animazione missionaria, però fa riferimento anche qui alla possibilità di venire incontro a delle fatiche inerenti o legate a chiese che sono più in difficoltà, per cui noi l'associamo in genere a dei progetti di solidarietà abbastanza strutturati e quindi finalizzati proprio a sollevare situazioni di fatica. Quindi anche qui c'è un impegno sociale un po' più legato alla globalità, diciamo così, più che alla diocesi, all'intradiocesi, quindi anche questo è molto bello. E qui in Italia, voi sapete, qui in diocesi di Vittorio Veneto abbiamo accompagnato la Quaresima con il libretto Sappiatevi amati,
che è il libretto prodotto certo dal centro missionario, ma ha una valenza diocesana, viene diffuso in tutte le parrocchie e offre uno spunto. Quest'anno ha preso come spunto la Dilexi Te, che è l'ultima nota del nostro, la prima, diciamo, lettera del nostro nuovo Papa, scusate, che tra l'altro abbiamo accompagnato in quest'anno, in questo suo primo anno di vita insieme a noi. E tra l'altro la Dilexi Te è proprio un'enciclica particolare, attenta al cuore, all'amore, ma in particolare anche ai poveri, quindi proprio alle fatiche degli ultimi. Chiederei adesso a Don Paolo, padre Paolo, di invece dirci com'è stata in Tagnassù. Sì, faccio confusione, Paolo, perché tra padre che si dice qui, padre, dom per dire vescovo, ogni volta vado in confusione, devo riconnettermi, sono sempre io. Però Paolo, raccontaci a Tagnassù invece la parrocchia, le varie comunità, come hanno vissuto questo tempo? Beh, il tempo quaresimale vissuto qui è stato intenso, perché abbiamo offerto la possibilità a tutte le messe celebrate nella chiesa matrice, ma anche nelle comunità, sempre mezz'ora prima, 40 minuti prima, la presenza o del parroco o del vescovo Dogorado, per la possibilità delle confessioni, che io dico che anche le persone hanno approfittato della presenza dei preti per poter confessarsi e prepararsi bene. Non manca ogni anno la grande celebrazione penitenziale, è fatta nella chiesa matrice, dove c'è una celebrazione per la confessione, e anche noi andiamo ad aiutare le altre parrocchie vicine per le confessioni della chiesa matrice, momento penitenziale forte. Poi i progetti, soprattutto lo studio, la riflessione nei vari, nelle comunità, nei quartieri delle comunità, della carta della fraternità sacerdotale, appunto quest'anno sulla riflessione sulla moragia, sull'abitare, che di maniera autonoma fanno le varie comunità e i vari quartieri, si ritrovano, pregano, leggono, si confrontano, parlano, per tentare anche di apprendere uno stile di vita diverso, più cristiano. Quest'anno una novità è che il ricavato della campagna della fraternità, il 40% va alla Chiesa del Brasile, il 60% resta nella diocesi, perché il vescovo diocesano apre, e anche quindi nelle parrocchie, apre la Caritas diocesana, che ancora non esisteva, e è una cosa nuova di questo anno. Il vescovo ha pensato di cominciare questa attività della Caritas diocesana con questo piccolo fondo che è raccolto dalla campagna della fraternità, e anche noi la parrocchia abbiamo scelto 2 persone che sono andate al primo incontro e ci stiamo mettendo in atto per aiutare a un'abitazione buona, precisa. Serve anche un gruppo, la Caritas, che aiuti cristiani e non cristiani a raggiungere questa nuova abitazione, no? E così stiamo in cammino con questo progetto. Ancora noi italiani lo conosciamo, ma per loro qua in Brasile è una cosa nuova, meglio per la nostra diocesi, perché nella Chiesa del Brasile c'è la Caritas, ma la nostra diocesi sta facendo il passo. Molto bello questo momento. È interessante questo frutto, no? Noi diamo per scontato che certe realtà siano così diffuse ovunque, in realtà non è così. Anche alcune semplici attività associative che noi abbiamo frequenti, pensiamo agli scout, pensiamo in realtà, nella realtà, non in tutta la realtà brasiliana esiste in modo diffuso come nelle nostre comunità. C'è un altro stile, un'altra modalità di vivere comunque l'aggregazione, la fede, e la dimensione di Caritas mi rallegra, perché questo ci permetterà magari in futuro, chi lo sa, di mettere in collegamento anche la nostra Caritas con la Caritas diocesana, per creare nuove fratellanze, nuovi contatti, anche una rete consistente e sostenuta. Quindi bello. Mi sento di precisare l'altro grande momento della Quaresima è stata la Settimana Santa Maria Grazia, momento cominciando con la grande celebrazione delle Palme in tutte le comunità. La messa dove c'era il prete, ma le altre hanno fatto la celebrazione delle Palme presieduta dai ministri. Tutti hanno cominciato con
con la Domenica delle Palme, hanno vissuto bene il Triduo Pasquale. È un momento che preparano, che vivono, momento importante della Pasqua, che le comunità vivono di maniera partecipativa, qua nella Chiesa Matrice molto, ma anche nelle altre comunità, e veramente è stato bello celebrare i Giorni Santi insieme con le nostre comunità, dove almeno io respiro che c'è un desiderio, ecco, di incontrare Dio, di essere liberati e di fare esperienza di vita nuova. Il Triduo si è diciamo celebrato nella Chiesa Matrice, giusto? Quindi a Tagna Su, e le No, comunità tutte le convergevano? comunità, Come funziona? tutte le comunità celebrano il Triduo. Quando c'è il prete è con la messa, se no le comunità si arrangiano, In c'è il autonomia. ministro della comunità che celebra la liturgia del Triduo. No, tutte come si chiama, la lavanda dei piedi, il bacio della croce e la notte della Pasqua col cielo pasquale, sì. È bello, molto bello. Molto bello. Quindi voi siete rimasti, avete girato qualche comunità in particolare, anche non so, Sua Eccellenza, avete colto qualche particolare che vi ha colpito? Noi abbiamo servito di più la Chiesa Matrice e la comunità di Sussuarana. Il vescovo andava a Sussuarana, io nella Chiesa Matrice. Però il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la messa di Pasqua anche in altre comunità, non solo nella Chiesa Matrice e nella comunità sussurana, ma anche in altre comunità più piccole. Sì, così. Avete qualche aneddoto, qualche particolare storia che vi ha colpito, qualche relazione, qualche evento significativo del Triduo che vi ha un po' toccato? Io posso dire che mi ha colpito particolarmente la celebrazione del Giovedì Santo sera con la lavanda dei piedi, fatta con molto ordine, con molta calma, ma anche le altre celebrazioni, proprio celebrazioni che sono anche complesse, ma svolte in maniera ineccepibile. Mi ha proprio positivamente colpito questa precisione, questa dignità celebrativa della liturgia, almeno nella comunità dove sono andato. Io sono andato nella comunità di Sussuarana, ma penso che la stessa cosa sia stata qui dove è celebrato Don Paolo a Tagna Su. Possiamo dire che c'è un'intensità in questi momenti, c'è un'intensità, la gente sceglie, vuole partecipare e viene e partecipa con profondità. Dopo ci sono, per esempio qua nella Chiesa Matrice c'erano i bambini con le candele per la processione, sai come sono i bambini, fanno le loro robe, però soprattutto anche lavando i piedi questi uomini di età diverse, giovani, anziani, che noi, almeno dove ero io cappellano, erano più bambini che facevano la lavanda dei piedi. Vedere gli uomini che fanno la lavanda dei piedi è un segno molto forte, anche di gente che conosci, che fa il muratore, gente che conosci, che vedi nella strada e che dici guarda qua, è lui oggi. No, è un momento molto intenso. Sicuramente dopo il Venerdì Santo, il bacio della croce, come da noi in Italia, la gente viene per vivere questo atto di adorazione con fede, è un momento importante, un momento bello. Bello. È stato bello vivere la Pasqua anche quest'anno. Bello. Allora, per i brasiliani che ci stanno ascoltando, raccontiamo anche un po' che cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto qui nella nostra diocesi, quindi anche qui c'è una forte concentrazione nelle parrocchie di vita, e anche per il nostro tempo è un momento di discernimento. Insomma, noi in genere lavoriamo meglio, attiviamo delle riflessioni relative alla conversione, e il Papa ci ha aiutato con una lettera dedicata proprio 3 parole, ha usato: conversione attraverso digiuno, l'ascolto e il farlo insieme, quindi la cooperazione, la condivisione. E queste 3 parole hanno accompagnato questo tempo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché, per esempio, noi abbiamo questo calendario quaresimale per cui ogni giorno c'è un brano, viene richiamata, c'è una paginetta dove si richiama il Vangelo del giorno, un piccolo
accenno alla Dilexit è una preghiera finale, e abbiamo da quest'anno utilizzato, da qualche anno insomma, stiamo utilizzando la modalità WhatsApp, quindi tutte le mattine mandiamo un messaggio alle persone. Quest'anno abbiamo raggiunto con queste allora, solo io personalmente ho raggiunto più o meno 700 persone, ma a loro volta queste persone postavano, comunicavano, e questo nuovo stile, anche se vogliamo, no, di trasmissione del Vangelo, di evangelizzazione, che è più che altro legata al web ovviamente, però è stato molto sentito. Ecco, le persone aspettavano il messaggio per poter sintonizzarsi e ascoltare la parola. Questo è molto bello, non è, insomma, vuol dire, non è scontato, perché noi viviamo in un tempo dove abbiamo tutto, dove abbiamo bisogno anche di staccarci dalle cose materiali e recuperare la dimensione più spirituale e di contatto con Dio, e abbiamo bisogno anche del contatto con altre chiese che magari non hanno le stesse opportunità e che ci insegnano, no, a recuperare il senso profondo delle relazioni, il senso profondo della vita, ritornare ai valori basici, quelli che sono quelli evangelici, del Vangelo, dell'amore, della condivisione, dello stare insieme senza giudicarsi, senza criticare, proprio senza sparlar male della gente, insomma, quindi proprio nella semplicità della fraternità. E io spero proprio che la Quaresima possa aver avuto un po' di respiro anche in questo senso. Quindi voi l'avete sentita questa cosa laggiù? Come l'avete sentita voi la Quaresima, o meglio il tempo di Pasqua italiano lì in Brasile, per esempio? Avete avuto qualche percezione, feedback? Beh, io ero uno dei 700 che riceveva il tuo messaggio, Maria Grazia, ecco, ogni mattina. Anche Don Corrado. Anche Don Corrado. Anch'io. Abbiamo accompagnato questo momento. Dopo, devo dire la verità, di altre cose vissute in Italia del tempo quaresimale di Pasqua, già andare dietro quello che abbiamo da fare qua è sufficiente, ma non sempre c'è. Però ogni tanto quando qualcuno chiama, scrive, dice come sta andando, così, e mi è arrivato anche da qualche altro il tuo messaggio, sì, non solo tu me lo mandavi, qualcun altro me lo passava per dirmi guarda, sto facendo questo ogni giorno. Vedo che questa modalità del messaggio con pensiero, di riflessione, la parola del Vangelo,